Sono qui! Non sono stato io. Che cos'è successo? Poch, le truppe di Zalgan ci hanno trovati! Vostra Altezza, ma viene tante giorni? C'è qualcosa che non va? Gentilissima madama, rimarremmo con piacere, ma... Vi prego, fatevi offrire qualcosa da bere. Non sia mai che il nostro principe e i suoi compagni vadano via delusi dalla locanda della luna. Ma sì, Jace, un sorso di vino. Aspetteremo che entrino, quindi attireremo l'attenzione su di noi in modo che non attacchino la locanda. Vostra Altezza! Sì? Il vostro bagliore rischiara tutta la locanda della luna. Grazie. Ma dite che gli piaccia quel bel fustacchione? Poch, dite? Certo. Sì, io credo di sì. Ricordate come vi guardavo appena siamo arrivati? Avete fatto colpo. Quale colpo? No, no, è un modo di dire. Si usa nel mio mondo. Cioè, dalle mie parti. Ecco. Ci sono. Dovete prenderlo per la gola. Ma cara, non gli farò male? No, 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 è sempre un modo di dire. Vi svelerò un segreto. Il punto debole di Poch è il cibo. Se vorrete conquistarlo, preparategli degli ottimi manicaretti. Ops! Presto, di qua! Presto, di qua! Presto! E questi dolcetti li ho fatti con le mie manine. Vi adoro, mia splendida elfa. Tornerò presto da voi. Dove sono andati? Da quella parte. Il viaggio di Karin e dei suoi compagni prosegue. Li attendono nuovi pericoli e altre avventure prima di riuscire a salvare il regno di Shintery